grazie al lavoro che ha fatto il SISP, il dottor Bonsembiante e i suoi collaboratori, abbiamo sostanzialmente contattato 35 persone e altre 5 persone in modo autonomo hanno fatto la profilassi da sole su indicazione del medico curante. Quindi all'oggi ci sono 40 persone che hanno fatto la profilassi, per cui ritengo che ormai la cosa si stia per fortuna, ecco, spegnendo da sola. Una situazione ora ben circoscritta. La ricerca di contatti stretti di Marco Innocente ha dato e sta dando i suoi frutti, consentendo di poter affermare che il quadro è quasi chiuso anche nell'ambito delle 2 discoteche frequentate dal 22enne, stroncato dalla meningite fulminante. L'appello alle persone che possono essere state vicine al ragazzo resta, ma con maggiore tranquillità. Chi non ha avuto un contatto stretto, che vuol dire la distanza di 30 centimetri, 40 centimetri, 50 centimetri massimo, o chi non ha appunto non è stato in un ambiente chiuso a questa distanza, effettivamente non ha nessun tipo di rischio. Per cui, voglio dire, credo che già avremmo avuto qualche segnale in questi giorni, cosa che non abbiamo avuto. I nostri pronti soccorsi sono stati allertati e non abbiamo avuto segnali in tal senso. Una tragedia di fronte alla quale c'è stato poco da fare. Il decorso della meningite B può essere così veloce e questo rende una diagnosi immediata quasi impossibile. In più, nel caso di Marco, si è assistito a un evento avvenuto in un momento sfortunato, perché anche l'insorgenza dei sintomi poteva ingannare. Letteratura scrive appunto raffreddore, febbricola, cefalea, ecco, ostenia, però guardi non è facile perché in un periodo soprattutto post-Covid, dove ancora il Covid sta tra virgolette in qualche modo imperversando, perché i contagi che abbiamo non ci dicono che stiamo andando giù. Anche ieri 1358 positivi, quindi uno potrebbe anche associare la cosa al Covid, la febbricola, la stanchezza, il mal di gola, la rinite, possono essere anche, come dire, parallelamente si può pensare che possa essere un Covid che uno gestisce oggi tranquillamente a casa, stando dentro 5, 7 giorni e poi passa da solo. Resta il dolore grandissimo anche dell'azienda sanitaria. Mi permetta di anch'io di manifestare la vicinanza mia e dei miei collaboratori alla famiglia, perché, capiamo il dramma è veramente quando si perde un figlio è una cosa straziante, e quindi siamo veramente vicini anche noi, la famiglia.